segui tu, vai, no, segui tu, Buonasera amici di Twitch, scusate il ritardo, ma se il buongiorno si vede dal mattino, subito Andrea Cordedda, esordio perfetto nel match, 3-0 come di consueto per il numero 3, recuperata di Merella che vola il contropiede, 5-0 dei Tauri. Pisano per Ubalek, deviato dalla Ferrini. Che partenza amici, ma facciamo ordine. Innanzitutto facciamo subito un check audio. Perfetto, abbiamo la prova. Salutiamo tutti gli amici di Twitch collegati. Buonasera a tutti. Ovviamente la trasferta e anche la logistica un po' complicata non ci ha permesso di poter mandare in diretta, lo ricorderemo anche più volte durante il corso di questa live, gli sponsor. E salutiamo gli amici a casa, aspettiamo anche un vostro messaggio in chat con la Ferrini che però si sblocca e Ubalek risponde immediatamente. Giri Ubalek, ripla e poi dà un cenno al sottoscritto per esultare. Prova a attaccare il ferro la Ferrini, l'errore, ancora il contropiede di Merella, transizione, scarico fuori per Ubalek che si alza da 3 punti, 2 in fila per il numero 40. Buonasera Shane, lo salutiamo. Va per le terre proprio Alessandro Verlic, mentre il numero 7 della Ferrini dovrebbe trattarsi di Lussorio Madau. Ci daremo conferma a breve. Da quelle che ti ho mandato, vai, segui. Che partita in questo avvio! Pubblico delle grandi occasioni e siamo 7-10 in favore del Ino di Sennuri, con la Ferrini che ha risposto presente all'avvio dei Tauri. Cordedda risponde al suo triplo errore. Salutiamo tutti gli amici a casa, in questo momento 31 spettatori collegati. Ci scusiamo in anticipo ovviamente perché non passeranno gli sponsor, ma Giri Ubalek va a fondare la Bimare, una partenza fantastica del numero 40 che esalta lo spicchio dei tifosi senonesi accorsi in quel di Quartu, questo oggi pullman di 50 persone. Vuole rispondere Salone da 3 punti, l'errore, rimbalzo di Alessandro Verlic. Dicevo amici a casa, nella prima pausa vi daremo conferme. Cordedda segna e subito time out in campo e Sennuri che doppia nel punteggio la Ferrini, 7-14, anzi 7-15, anzi corretto nuovamente, chiedo scusa dal tabellone che sta letteralmente dando i numeri, ve lo inquadriamo. 7-14 e dicevo amici a casa, sentite il calore, anzi vi chiedo se mi sentite bene, prima cosa mi dovete dire se mi sentite bene, perché qua c'è un frastuono pazzesco e la nostra tifoseria, come vedete. Aspetto una vostra risposta in chat amici. Benissimo, grazie Carlotta, grazie di cuore. Frastuono pazzesco. Volevo scusarmi in anticipo per gli amici a casa, non saranno presenti, non sarà presente una regia, ma non per colpa del nostro Papura che come al solito è magnifico, ci siamo adoperati in tempo record, ci siamo piazzati qui in via Pessina, Palasport della Ferrini Basket da quest'anno con il main sponsor
nuovo main sponsor, approfondiremo anche quello. L'anno scorso Delogu Legnami, quest'anno Pisano Arredamenti. E diceva, amici a casa, so che Cizio, che ci saluta, ci scuserà, non saranno presenti gli sponsor e la regia per problemi logistici, in quanto siamo arrivati poco prima della diretta, abbiamo fatto anche un miracolo a piazzare tutto in tempo. E ringraziamo proprio Massimo Verdic nel mentre segna a suo figlio i primi 2 punti in trasferta con la maglia della Rino Vicentoli. Per essersi abbonati, infatti, lo vediamo proprio Massimo Verdic con lo stemma di Genuri al suo fianco. E gli amici a casa ovviamente supporteranno e sopporteranno le mie urla odierne, anche per comunicare alla nostra dirigenza rimasta a casa, ovvero al nostro buon Alessio Ted, che non sarà presente una regia, poi spiegheremo nel dettaglio, ma non voglio essere ripetitivo. Torniamo alla partita. 5-28 alla fine del primo quarto, segno di vantaggio di 7 lunghezze per 16-9. Signori, un avvio veramente complicato dal punto di vista della telecronaca, in quanto i giocatori si stanno dando battaglia in campo, viso aperto. Pisano che esce dai blocchi, spara da 3 punti. La maestria del professore Alessandro Pisano, ringraziando nuovamente Carlotta, la sua moglie, volevo dire compagna, ma sua moglie. Salutiamo di nuovo Carlotta. Alessandro Pisano sblocca le sue personali marcature da 3 punti. Ancora la Ferrini in avanti, scarico, tiro da 2 punti. Percentuali altissime in questo primo quarto da una parte e dall'altra. E io volevo ringraziare anche il pubblico della Ferrini, con i tifosi che sono stati molto corretti nei nostri confronti, in quanto ci hanno concesso uno spazio vitale per poter fare la telecronaca, e quindi poi approfondiremo magari anche con qualche intervista qui dalla tribuna. Ubalek si alza, questa volta sul primo ferro, Merella combattivo come sempre, il numero 12, e ancora Giri Ubalek che prova a gestire. Siamo all'interno degli ultimi 7 secondi dell'azione. Ubalek va verso destra, fallo e 2 tiri liberi, fallo fischiato a Mauro Graviano. E volevo ringraziare nuovamente Papura che è qui con me. Ciao Papura, siamo in quel di quarto. Abbi pazienza Fabrizio, dice, si sente bene anche il tifo, che bello. Quel di quarto, viaggio della speranza in pullman, bellissimo, siamo arrivati in tempo utile per la diretta. Approfondiremo con il nostro Papura che inutile, il tempo inutile per piazzare gli sponsor, ma ringraziamo gli sponsor che per piazzare tutto, perché ovviamente quest'oggi volevamo portarvi delle novità. I replay non ci saranno perché stiamo streamando direttamente dal mio telefono con il magico stabilizzatore della DJI, ma so che apprezzate, amici a casa, specialmente se insieme a voi c'è la mia voce che vi accompagna. Ma gli sponsor saranno contenti perché abbiamo pubblicato un post nelle nostre pagine social ringraziandoli di essere presenti nelle nostre 9 maglie. Capitan Merella però non mi vuole neanche far fare un piccolo excursus, che si alza da 3 punti. 23-11 Papura, mamma mia. Un commento a caldo, dai, parati. Sono partiti col turbo diesel, ragazzi, questo è Twitch Turbo, ma loro sono segno di turbo. Pisano conquista il pallone, ancora Alessandro Pisano a spingere il contropiede. Merella ribalta al lato per Alessandro Verdic, partenza, mezza virata, Verdic si arresta a primo ferro. Ferrini che continua il suo percorso nel primo tempo quando mancano 3 minuti alla fine di questa prima frazione. 13° punto per i giocatori in casa. Quest'anno con il nuovo main sponsor Pisano Arredamenti. Ancora Verdic fino in fondo, questa volta non ha vita facile contro Matteo Salone, che guadagna il possesso e subisce anche fallo. Ma Figo 98, lo sappiamo che manca il punteggio, per quello abbiamo avvisato tutti, lo ripetiamo infatti perché vi state collegando tutti quanti. Quest'oggi ovviamente, come sapete, in trasferta non abbiamo il cameraman, siamo soltanto io e Papura
vi faremo un video. Ce lo dovevamo fare lo stesso il punteggio. Esatto, avevamo un software che mi mandava il punteggio in automatico. Per problemi logistici arrivati a pochi minuti dalla partita è già tanto che ci siamo piazzati, ricordo, in trasferta. Non abbiamo il cameraman, ci siamo solo io e Papura, vi faremo un video per farvi capire in che situazione siamo e credetemi che queste immagini sono veramente da Serie A in confronto a quello che stiamo vivendo in questo momento. E Cordeda battaglia, 2 tiri liberi, dicevo agli amici a casa che il punteggio non c'è, proprio per questo neanche gli sponsor in casa, tutt'altra storia perché siamo in 3 e c'è anche più spazio. Abbiamo fatto un miracolo, abbiamo il mio telefono che riprende, infatti se qualcuno mi vuole scrivere in chat privata non può farlo, vi posso rispondere solo qui in chat Twitch. Il mio telefono riprende, il telefono di Papura è gentilmente offerto per leggere le statistiche e il punteggio lo aggiornerò io man mano, anzi se vuole Papura può scriverlo, possiamo farlo vedere adesso. Adesso magari assumeremo qualcuno della dirigenza cortesemente per scrivervi in chat dal nostro profilo magari e aggiornare il punteggio, ma lo farò io cercando di essere dettagliato proprio per rispondere a Emma Figo 98, che speriamo che gli vada bene così, non so chi sia, anzi chiediamo Emma Figo 98 chi sei, ti vogliamo conoscere, aspettiamo una tua risposta in chat, giusto per chiarire amici a casa, perché è normale che voi volete un servizio migliore ogni volta, ancora Ferrini sbaglia e quindi Senuri, mancano 2 minuti poco meno alla fine del primo quarto, Senuri in vantaggio per 23-15 dopo le percentuali elevate. Nei primi minuti si stanno raffreddando le mani dei giocatori in campo. Ringraziamo ovviamente Robran 24 che ci dice va bene così. Vabbè ragazzi, certo che va bene così, ma che servizio vi stiamo dando durante quest'anno, anche quando le condizioni sono avverse. Stefanino Pugioni, il contropiede, 2 punti. Non è per tirarcela, ma lo vogliamo fare ragazzi, un servizio che nessuno vi dà e quindi se manca qualcosa, ma che stiamo a parlare, e ancora Marras entrato da poco, fallo di Pugioni che subisce un altro colpo. Che sfortuna per Stefano Pugioni che, ricordiamo, ha rimediato 6 punti di sutura alla prima di campionato e rimedia un'altra botta proprio in quella zona. Che peccato ragazzi, che peccato, e questo è un brutto momento con Marras che ha sbracciato, ovviamente non l'ha fatta apposta, il numero 32 della Ferrini che stava attaccando involontariamente ha colpito Stefano Pugioni. Solo applausi per il nostro numero 5, grazie anche al pubblico della Ferrini, molto corretto, molto corretto, e lo ringraziamo doppiamente sia per questo gesto che per averci lasciato uno spazio vitale per la telecronaca. Amici a casa, ma quanto sto urlando, ma quanto sono gasato, che bello, e che belli che siete voi amici in chat, ma soprattutto i nostri tifosi che sono venuti in questo spicchio ormai a noi riservato. L'anno scorso ricordiamo la tripla di Enrico Merella. Allo scadere e coach Gabriele Piras che chiama time out e io vado nel mentre a intercettare qua la dirigenza senolesia. Ragazzi, sono qua in compagnia, magari Papura ci può riprendere, eccoci. Abbiamo un topolino, stavano dicendo alle amici a casa che ci chiedono dov'è il punteggio, dove sono gli sponsor. Quest'oggi per problemi logistici, come sappiamo, non è stato possibile in quanto non c'è il camera, siamo solo in 2 e quindi c'è solo la diretta da Twitch, non abbiamo il punteggio, ma lo ripeterò io molte volte. E gli sponsor abbiamo detto che da te Giuseppe, ringraziati nel post pubblicato poco fa, grazie al lavoro che stiamo facendo per le nuove maglie. Ma quanto sono belle queste nuove maglie, cosa ci vuoi dire? Questa verde casa di brutto, ricorda una certa squadra dove giocava un ragazzo con numero 23, era un altro colore però siamo lì. Quelle righe ti ricordano un certo Michael, vero? Il nostro, arriviamo da lì, la nostra generazione è quella, quindi l'ispirazione è questa qua. Infatti Giuseppe è molto direi fissato con le canzoni di Chicago, ma chi è che non lo è? Infatti oggi nella nostra storia c'era proprio quella canzone. Non me la ricordo. Però
casa Alberto. Seguiamo la partita adesso con ansia. E un grande saluto ai dirigenti che sono rimasti a casa, come Elia, come Alessio. Vabbè, Alessio voglio lasciarlo a casa. Saluto a tutti ragazzi e sappiamo che i tifosi si accontenteranno anche di una telecronaca molto più dettagliata, quasi radiocronaca, Carlo, no? Quindi ci accontentiamo, stavo dicendo, perché non c'è il punteggio quest'oggi, in quanto ci accontenteranno di una radiocronaca. Cosa ci vuoi dire di questi ragazzi con le nuove maglie? Quanto è timido Carlo Nonna, ragazzi, assurdo. Pappura inquadraci veloce. Papu, inquadra Carlo Nonna che è troppo timido con le telecamere. Eccolo qua, il nostro Carlo Nonna che saluta, di almeno un ciao. Ciao a tutti ragazzi, buona visione, ciao. Torniamo in postazione, grazie Carlo. E ovviamente non posso che unirmi a quello che scrive Cizio, un saluto a tutti i tifosi che sono presenti da Jimmy e un saluto ovviamente proprio a Jimmy, a Nico e a Pietro, i nostri fedelissimi. Ovviamente Poro Zero è forse il commento più appropriato di oggi, performance di Papura, non degna della telecronaca, assolutamente, però mi stai offendendo così. Poro Zero, ma mi stai offendendo? No, io direi che io ho percepito male questo messaggio, volevo dire il contrario, perché la performance di Papura è allucinante oggi, perché ragazzi ha fatto un lavoro mostre, veramente, quindi questo commento io lo bannerei. Allora ti voglio bene Ricky, scusami. E nel mentre finisce il primo quarto, i Novi Usignoli in vantaggio per 27-19 Ferrini, che sta tenendo botta molto bene. Approfittiamo della pausa, Raffaele. Sì, abbiamo già fatto un giro di perlustrazione con i dirigenti. Ovviamente prima un saluto agli amici a casa, doveroso. Saluti a tutti. Abbiamo una timidezza nella dirigenza, ragazzi, li sbloccherò tutti, ma tranquilli. Dicevo agli amici a casa che ovviamente ormai ci stiamo allevando con il prodotto e vogliono sempre meglio. Oggi problemi logistici, abbiamo già detto, sono ripetitivo, ma poco mi interessa, è meglio ripetere queste cose. Non abbiamo punteggio, non abbiamo gli sponsor perché abbiamo fatto dei miracoli per piazzare il tutto, purtroppo il buon Papura non riesce ad arrivare oltre, esatto. Però abbiamo fatto un post poco fa per ringraziare i nostri partner, perché ci piace chiamarli partner perché collaborano con noi con le nuove maglie molto belle e vorrei far ringraziare da te personalmente. Io ringrazio tutti perché grazie agli sponsor che possiamo fare il campionato di C. Esatto, dici Poi bene. sai benissimo che io sono scaramantico e per me questa è una tortura. Lo so, però sai anche che questo è il mio mestiere, mi fa piacere. Adesso torno in postazione, vi voglio bene a tutti voi. Ne ho trovato uno più timido di me. Esatto, ma vi dico amici a casa che dietro questa timidezza c'è un lavoro veramente certosino, perché è un termine che mi piace molto, dietro la scrivania da parte di tutti, perché collaborano, una sinergia tra i dirigenti che hanno creato veramente un sogno per questi ragazzi e io sono il primo a vivere questo sogno, sono un bambino nel parco giochi, Raffaele. Grazie mille, infatti noi siamo, sai che tu per noi sei importantissimo. Come voi per me e approfondiremo tutto. Torniamo al match, inizia il secondo quarto. Possono pronosticare con i punti faranno. Ragazzi, vi ricordo, come mi suggerisce Papura, l'avete anche sentito sicuramente, che potete pronosticare la fine del match, l'esito del match per meglio, grazie ai punti canale. Salutiamo la mamma di Alessandro Verlic, nonché moglie di Massimo, su richiesta ovviamente del nostro Massimo Verlic. Pugioni riceve nell'angolo, tripla di Pugioni, che siamo felici, sì Papu, siamo molto felici di vederla in campo, eravamo molto preoccupati poc'anzi
delle sue condizioni. Riceve palla ovviamente nell'angolo Maurizio Pedrazzini, che io vorrei tanto intervistare a fine partita, il buon Maurizio, perché non era presente alla fine partita, ero quasi preoccupato del perché Pedrazzini non fosse nel roster. Una dichiarazione volante ai tifosi della Ferrini. Io dicevo Maurizio Pedrazzini che mi ero preoccupato le prime giornate, non era presente nel roster. Infinito Maurizio, continua a essere con voi. È una garanzia. Due parole che, anzi 3 parole che dicono tutto. Grazie mille. Nel mentre Marras in avvicinamento riavvicina Ferrini, 28-23 il punteggio, 97 spettatori, vi ringraziamo. Cerco di fare una telecronaca anche molto dinamica, coinvolgendo il pubblico ambo le parti, perché è bello il momento interazione. Fra un po' continuiamo a seguire la partita ovviamente. Marra, spalla e mano, Pugioni, pressione, fallo. Nel mentre ne approfitto per fare una domanda agli amici in chat: vi piace questo dinamismo? Cosa pensate? Avete visto i dirigenti? Sì. Chiedo agli amici in chat chi conosce quelli che ho intervistato prima. Chi è l'ultimo che ho intervistato? Dovete dirmi il nome e il cognome. Non è facile, ragazzi, non è facile perché lo conosciamo, però non è facile. Quindi aspetto una risposta con Ferrini che continua ad attaccare Pedrazzini. Ubalek, grande lavoro di Ciri Ubalek, che cuore del numero 40, che si butta sul pallone alla veneranda età di 41 anni, ma pure a 42, tra pochissimi giorni, 25 novembre, gemello di Ciacciu. E Cizio si è appena fatto una risata, sicuro. Cizio, se hai appena riso, scrivi qualcosa. Cizio. C'è un cambio di rimessa nel mentre, con i giocatori seniori che non si spiegano questa situazione. Pedrazzini da 3 punti, l'aveva detto, una garanzia. Mi riavvicino, lo puoi ripetere? Sì, lui adesso con l'età che avanza comunque gioca d'esperienza e questi tiri comunque li mette quasi sempre. Infinito Maurizio Pedrazzini, grande tripla, grazie anche al tifoso che è stato abbastanza assillato in questo momento. Grazie mille. Ferrini 5 punti in fila, time out seniori, 28-28, parità qui al campo. Ma che partita stiamo vivendo? Perché nessuno sta scrivendo, amici a casa? Vi voglio attivi, ragazzi, vi voglio attivi, anche chi non è di seniori ovviamente. Sto coinvolgendo i tifosi della Ferrini, magari qualcuno lo conosce. Tra l'altro potete pronosticare, lo faccio subito io, si può bettare, ragazzi. Se vinci 11 volte. Stanno pronosticando gli amici a casa, vero? Qualcuno sta pronosticando? Sembra di sì. Ne approfitto per salutare tutti gli amici, nonché compagni di squadra della promozione divisione regionale 2, impegnati un'ora fa già nel campo di, anzi fra un'ora, nel campo di Macomer. E come diciamo Macomer, salutiamo Macio Medda, che sicuramente ci sta seguendo, il buon Macio. Però amici a casa, a me non piace che non mi rispondiate. Cizio, che è successo? Perché non rispondi? Ah no,
non funziona la chat nella live, certo che non risposto. Scusate amici, esatto. Chiedo scusa, infatti Massimo Verlick ha azzeccato in pieno il nome di Rafael, forse ha sbagliato il cognome, ma lo perdoniamo ovviamente con tutto il cuore. E Massimo è a tutti gli effetti un nostro fedelissimo della tifoseria, gli vogliamo veramente un mondo di bene e chiediamo scusa a Massimo che ieri non c'è stata la diretta perché avevamo promesso di parlare della sua Universal Basket Novara, che purtroppo non abbiamo citato. Ovviamente il tempismo è sempre perfetto perché in lunetta c'è il figlio e poi parleremo anche della sua squadra. Percorso netto per Alessandro Verlick, che in realtà ha a disposizione anche un tiro libero con Saba che non si era accorto della situazione. Salutiamo anche Arturo Lulu, con Giordino che saluta Carlo Nonna. Leggo adesso tutti i commenti, bellissimi siete ragazzi, gli amici in chat sono i più belli del mondo. E quindi Graviano a superare la metà campo, Vassino in fondo, Graviano l'errore, Salone a rimbalzo, lotta Salone, 2 tiri liberi. Mentre saluto i miei genitori, ne approfitto ragazzi non li ho mai salutati, ovviamente loro non penso abbiano l'account o comunque mi seguono, spero, sicuramente. Saluto i miei genitori, ciao babbo, ciao mamma e anche mia sorella. Ovviamente salutiamo anche i genitori di Papura, saluto. Mi stanno seguendo? Penso. Però lo riguarderanno. Salutiamo anche le Financial TV, forza Sinner amici. 7 minuti e 35 alla fine del secondo quarto. Sembrava già di essere al terzo amici. Alla fine del secondo quarto, gioco frastagliato perché tanti fischi in questa frazione di gioco. Segno di sopra di 2 punti per 30-28. Salutiamo Stefano Masia anche che ci guarda da casa e poi una serie di contatti. Fallo in attacco, fischiata Matteo Cabras. Col pubblico che si scalda, è bello anche questo amici. E si alza dalla panchina Giuliano Samoggia. Salutiamo anche Roberto, veramente. Nostro allenatore tempo fa, di Papura. Nonché di Gabriele Pinas e Paolo Marreo. Marras da 3, palla che gira sul ferro, Pedrazzini infinito, Mammerella, Diabolic e poi fallo reclamato antisportivo. I tifosi di Sennori, piccole scaramucce tra Verlick e Graviano, mamma mia, si conoscono bene e anche questo è il calore del campo. No, il fischio a mio modo di vedere era corretto in quanto questo è giusto, questo fischio è giusto ragazzi, gestaccio di Samoggia, lo sapete che quando c'è da essere obiettivi lo sono. Il fallo di prima non era antisportivo, ma questo è un brutto gesto di Samoggia. 2 mani da dietro sopra il collo, non si fa. Chiedo scusa a Giuliano che lo conosco anche, però non va bene ragazzi. Il fallo di prima non era antisportivo perché non era l'ultimo uomo, ma questo non è bello. Scusate per essermi lasciato andare, ma non è bello. Qua i tifosi da Ferrini mi danno ragione anche, perché ragazzi è così. Però capisco anche Giuliano delle volte in campo il sangue al cervello arriva poche volte. Con Giuliano Samoggia che ovviamente sa del gesto e noi salutiamo tutti gli amici da Ferrini collegati da casa e ovviamente rimarchiamo il valore di questo giocatore con la maglia numero 12, un giocatore infinito, carriera anche in Serie B, che continua a giocare a pallacanestro.
Saba, sì, non fondo. Segna e subisce anche il fallo, Andrea Limetta con dei liberi supplementari. Chiediamo scusa, ci siamo persi questa azione, colpa mia che ho distratto Papura, che è sempre perfetto. Secondo me Massimo quello di prima non era sportivo in quanto non era da ultimo uomo, era un giocatore più avanti, infatti l'arbitro ha subito indicato, ma ovviamente mi posso sbagliare, era la mia impressione dal campo. Purtroppo amici a casa non mi sono informato sul nuovo allenatore della Ferrini, chiedo a casa se c'è qualche... Mamma mia Pisano, blocco la frase perché sei giocata di forza, di esperienza, di carisma. 34-31, 6 minuti e 17 alla fine del secondo quarto. Graviano di tocco per Pedrazzini, penetrazione Pedrazzini. Semigancio vincente di Maurizio Pedrazzini. E io mi sbilancio. Hai ragione Massimo, è vero, in realtà non è, la mia analisi non è troppo corretta dal punto di vista del regolamento, in quanto non si tratta di, che sappiamo un po' le discordie tra questione di ultimo uomo o non, con Massimo che ha molto più ragione di me, in quanto essere una persona di basket molto più esperta del sottoscritto, quindi probabile che ci fossero due fallanti sportivi. Merella, diabolico Merella, e poi Fermi che finalizza il recupero e Giri Ubalek sbaglia, ma poi controlla il rimbalzo e segna 2 punti che riportano Sereni sopra nel punteggio 35-33, 5 minuti e mezzo alla fine del secondo quarto. Si alza il coro dei tifosi sendoresi. Signori, prendo fiato, quest'oggi sto tirando fuori tutto il bigname che mi sono mangiato in questi anni e cercando di trovare piscinoni nei contrari possibili. Sbaglia il 12 verde, controlla il rimbalzo il 12 bianco e quindi Graviano, linea del 6,75, perimetralmente la Ferrini, ancora Pedrazzini, pressato da Ubalek, si va da Saba, sotto Samoggia, marcato ancora nella sfida personale con il numero 12 Senoresi, ancora Pedrazzini, si arresta, 3 secondi alla fine, ma che partita sta facendo Maurizio Pedrazzini, signori, è un giocatore infinito. Alla veneranda età di 55 anni Maurizio Pedrazzini continua a predicare pallacanestro. Che storia! E io lo inviterei ospite nelle prossime puntate, volentieri. E ancora lui, Maurizio Pedrazzini. Mamma mia. Ubalek sbaglia, Merella diabolico. Primo sorpasso nel match per Ferrini, subito però provata di fucile da Andrea Cordella che guadagna 2 tiri liberi. Torniamo di nuovo dal tifoso che appena è stato chiamato in causa. Maurizio Pedrazzini ha segnato. Io ti voglio rivelare un segreto, io Maurizio lo conosco da anni in quanto mio padre lavorava alla Dinamo Sassari quando era verde come la Ferrini e Maurizio giocava alla Dinamo Sassari. Ti ricordi di quegli anni lì, tanto tempo fa? Sinceramente non mi ricordo. Sapevi che giocava alla Dinamo però? Sì, l'ho sentito, però non l'ho mai visto giocare alla Dinamo. Lo seguo da qualche anno perché io andavo a giocare all'Antonianum, quindi c'erano sempre gli scontri contro la Ferrini per la Serie C e quindi lo conosco da un paio d'anni. Ti chiedo magari se ti vuoi presentare agli amici a casa come ti chiami, così ci presentiamo anche. Cristian. Salutiamo Cristian, tifoso della Ferrini, spettatore non pagante come tutti, in piedi però, appoggiato al muro che si sta meglio, vero? C'è più fresco qua. Chi tardi arriva male alloggia. Bravissimo, anche noi devo dire siamo arrivati un po' in ritardo, però bella
bellissima partita, piccolo commento, secondo me la porta a casa chi è più lucido, perché è una partita veramente tesa dentro il campo a livello nervoso. Sì, la Serie C di solito se la contendono queste due squadre ormai da un paio d'anni e creano sempre grande spettacolo e grande pubblico. Grazie mille, ci vediamo dopo. Grazie Cristian. Quindi amici a casa, mancano 3 minuti e 23 e la Ferrini è avanti con il massimo vantaggio della partita, +3, ricucito però immediatamente da Alessandro Pisano. -1 Sennori, anzi -2, chiedo scusa. Parità subito però, firmata da un indemoniato Alessandro Pisano. Taglio backdoor, anzi dai e vai, Saba si lamenta di un fallo, si alza da 3 punti Alessandro per il primo ferro, Merella combatte, sbaglia, Ubalek a sua volta lo manda nel lunetta, ma che campionesi, lo stanno ammazzando e lui è lì, con la sua umiltà alla veneranda età, ricordiamo, di 41 anni. Lo vediamo bene in questa inquadratura, peccato che non possiamo zoomare, amici a casa. In nessun modo però, c'è proprio YouTube. Peccato che non possiamo zoomare, da YouTube si può fare, peccato. Però Twitch è meglio ragazzi, sponsorizziamola. Vediamo in questa inquadratura Pedrazzini, Ubalek, 55, 41 anni, 96 anni in 2. Mamma mia. Cioè, di cosa stiamo parlando? Sennori che torna in vantaggio dopo 1 minuto di leadership per la Ferrini e mancano 2 minuti e 35 alla fine del secondo quarto, prima dell'intervallo lungo. Ancora Maurizio Pedrazzini da 3, sbaglia, prova il tap out, anzi non è tap out, è il tapin a rimbalzo, sbagliato. Corded ha finito al tiro, che eleganza di Andrea Corded, e poi Enrico Merella che quest'oggi è davvero sfortunato ragazzi, sta combattendo almeno 6 rimbalzi offensivi. Pisano però, che recupero, Pisano fino in fondo, Pisano fallo, 2 tiri liberi per il migliore in campo in questo secondo quarto, Alessandro da Bossugorra Pisano. Adesso leggo i messaggi di Cizio che dice meglio che non parla, sono incazzato con l'arbitro. Ma Cizio dai, viviamocela bene. Massi, una partita molto spigolosa, una partita che secondo me vince chi regge di più a livello nervoso, in quanto c'è una tensione in campo percepibile anche dagli spalti. Ovviamente la Ferrini ha dalla sua al pubblico, ma anche Sennori ha un bello spicchio di pubblico, però chi tiene più la testa e le mani salde sulla partita dal punto di vista nervoso potrà portarla a casa. Sì ragazzi, ricordiamo a tutti gli amici collegati che sono ben 104 che, per evitare la pubblicità, perché qualcuno l'ha scritto immagino. No? Vedo io solo. Ah ok, Il conto se parte mi sta segna. partendo la pubblicità molte volte. Per chi non è abbonato c'è l'abbonamento che è gratis con Amazon Prime, se no è alla modica cifra di 4,50 €, no, 4,99 €, ve li abbono io amici a casa al mese. Se fai, esatto, se quella che fate da 6 mesi, non come il sottoscritto che vi racconto questa chicca, mi sono abbonato ma l'ho fatto dal computer e ho pagato più del dovuto, l'ho fatto dal telefono non dal computer, quindi fatelo dal computer O da browser. browser, esatto. Però Twitter o da browser invece. E io ho pagato 2 € in più, ma ovviamente per la nostra casa, quindi anche un po' per Twitch, non è proprio così paura, avrebbe da ridire su questa mia dichiarazione.
amici a casa, dai che ci stiamo divertendo oggi. Non copiate Fabrizio in queste cose. non Esatto, copiate. fate l'abbonamento dal browser se volete evitare la pubblicità, soprattutto se volete anche votare, avere privilegi. Votare si possono fare con i punti canale ovviamente. Però prendono più punti canale. Se ti abboni ai più punti canale, come siamo messi a pronostici Papu? 91 semmeri, Il 9% tuo. tutto mio per la Ferrini che volevo un po' sbilanciare. Quindi vuol dire pochi tifosi della Ferrini. C'è Ferrini però ti fai lì. Mi faccio ricco di punti canale, ma non voglio farmi ricco di punti canale. Meglio agli altri. No, volevo chiedere agli amici collegati a casa, approfitto infatti del fischio, chiedo a Massimo Verli che se conosce il nuovo coach della Ferrini. Quanto non mi sono informato a dovere, chiedo scusa infatti anzitempo agli amici a casa. Palla in mano, ultimo minuto e 50 di secondo quarto, prima della pausa lunga, 41 pari, perfetta parità, Merella da 3, Enrico Merella, cuore di capitano, nel momento che conta se ne da 3 e ne approfitto per salutare coach Paolo Merella. Salone risponde con un roll 2, -1 Ferrini, ultimi 90 secondi, già iniziati qui al quarto. Ovviamente, prima della fine del secondo quarto, Merella questo campo lo ispira, questa volta sbaglia. Approfitto per chiedere a un amico della Ferrini, in quanto non mi sono informato a dovere, come si chiama il nuovo coach della Ferrini Pisano, della Pisano Arredamenti? Nuovo coach Roberto Fioretto, dico bene. Il nuovo coach della Ferrini Roberto Fioretto. Roberto Fioretto, conferma è lui. Roberto Fioretto, grazie mille agli amici della Ferrini, molto gentili, come sempre. Grazie Massimo anche, siamo in simbiosi con i tifosi. Grande Riemann questo. Merella dall'angolo, spara, sbaglia, ultimi 40 secondi, Salone! Palla fuori, Merella esulta, come se avesse fatto gol. Ragazzi, ispiratevi da Massimo Verlic che non è neanche 2 mesi a Seniori ed è già il tifoso number one nei cuori nostri, mio di Papura. Oggi non c'è il padrino 46. E ciò significa che è con noi ed è Andrea Bianchi 46. Secondo me, chi lo sa. È 4 a noi il padrino, ragazzi, è 4 a noi. Sbaglia Pedrazzini, ultimi 12 secondi, la palla c'era al 12 per Ubalek che sbaglia, forse poteva gestire meglio qua Merella, perché Ferrini potrebbe segnare lo scadere, infatti sbaglia. Pindaccio, Fabrizio Cresci in questo caso, per i tifosi a Ferrini finisce il primo tempo, Seniori in vantaggio di 5 lunghezze per 4 lunghezze. Di 4 lunghezze mi da sorridere con i tifosi perché manco un calcolo semplice so fare. Mio padre non sarebbe fiero di me. Facciamo passare i tifosi nel mentre. Segno di vantaggio di 4 punti alla fine nel secondo quarto. Partita bellissima. Signori, siamo qua ragazzi. Siamo in questo spazio. Qua sono i tifosi. Qua siamo noi. Questa è la nostra location. Ma a noi ci piace, mi vedo anche da qua. Adesso è il momento ragazzi di invitare un ospite all'intervallo, arriva subito in piedi, lo chiamiamo e lo invitiamo. Papu, riprendimi qua. Diamo il benvenuto in diretta
Leonardo Paschino, rappresentante in questo caso della InnoView, azienda, main sponsor della pallacanestro senior. InnoView pallacanestro senior suona proprio bene, ormai mi sono abituato. Io ti lascerei la parola perché quest'oggi la diretta è offerta proprio da InnoView, nostro partner. Esatto, come abbiamo detto era pronto anche il banner nuovo, purtroppo per problemi logistici non ce l'abbiamo fatta, però in casa ne vedremo delle belle, anche da questo punto di vista ti lascio la parola Leonardo. Grazie. Allora, per me è una doppia soddisfazione il fatto di aver sponsorizzato la squadra. Prima di tutto personale, perché io giocavo nell'Ambra Sennori, da cui nasce tutto, da cui è nata l'amicizia con tutta la dirigenza, che mi ha portato, diciamo, alla sponsorizzazione. Quindi. Poi l'altra cosa è da un punto di vista, diciamo, professionale, perché una cosa nata per gioco inizialmente, per amicizia, e poi si è rivelata invece un grande ritorno di visibilità, e quindi doppia soddisfazione sicuramente. Esatto, perché lo sport, ragazzi, amici a casa, è anche questo per le società di pallacanestro e non solo, come per tutto il movimento sportivo. È bello poter avere partner che collaborano sempre. Vediamo anche qua, ovviamente, per rimanere in tema in questo palazzetto, nuovo sponsor che è la Pisano Arredamenti, ma rimanendo in tema della InnoView Seniori è bello poter avere questa sinergia con te che comunque hai già vissuto il mondo sennorese, da sennorese con l'Ambra Sennori, quindi niente di meglio. Però diciamo anche agli amici a casa, per seguire la InnoView, l'azienda InnoView, soprattutto direi due paroline su di cosa si occupa, perché è giusto anche far sapere a tutti. Certo, allora noi facciamo sostanzialmente diversi servizi informatici, diciamo quello più accessibile, diciamo, a un pubblico così potrebbe essere lo sviluppo di siti web, lo sviluppo di e-commerce legati ai software gestionali, quindi dall'acquisto online fino alla gestione di magazzino, alla gestione poi della fatturazione dei fornitori. Quindi tutte le aziende che si occupano, che vogliono fare e-commerce e gestione della loro organizzazione interna, sicuramente dovrebbero contattarci. Poi ci sono anche vari fondi, insomma, se il progetto è buono non ci sono limiti, perché i fondi si trovano per fare le cose, diciamo anche gli enti pubblici finanziano molto questo tipo di attività. Esatto, io userei anche un gioco di parole, amici a casa, perché InnoView mi richiama anche innovazione, perché nel mondo attuale, nel 2024, avere anche quello che hai appena detto tu è importantissimo, sotto tanti aspetti, non solo per le aziende che magari si occupano di qualcosa di più sofisticato dal punto di vista dei software, ma anche di chiunque. Per uno come me che fa questo mestiere, per uno come il buon Riccardo Mura, ragazzi, si chiama Riccardo Mura, non Pappura, comunque, però mi sto per smorzare. Lo conosco. Esatto. Però dico, è importante un po' per tutti, quindi io vi inviterei davvero ad andare a vedere questa realtà, perché è importante per avere una crescita, soprattutto un'innovazione. E questo è un gioco di parole, avete pensato anche a questo per il nome, vero? Assolutamente, InnoView, quindi tu al centro dell'innovazione, quindi InnoView dà gli strumenti per innovare la propria attività, questo facciamo. Esattamente, ed è bellissimo averti avuto come ospite e io te lo ripropongo qua in diretta, magari un giorno nelle nostre puntate settimanali sarebbe bello poter avervi anche magari in coppia con Francesco Cresci e poter spiegare un po', anche con dei piccoli tutorial, no? Perché molte volte, sai, le persone si vogliono avvicinare a delle realtà ma riscontrano dei problemi dal punto di vista magari del digitale. E infatti qua lancerei un piccolo assist al nostro Pappura, che è anche un consulente digitale, è molto inerente a quello che fa InnoView, e lui può darvi anche una mano per spiegare, quando saremo in diretta, tutte quante le nozioni che aiutano a persone che magari sono più grandi e non hanno certa confidenza con determinati software e determinate situazioni. Diciamo che una realtà come il basket, diciamo, può aiutare ad avvicinare proprio, si parla, si viene alla partita, se volete parliamo, è molto semplice, quindi non c'è, insomma, non ci sono barriere. Quello che dicevo, se uno ha l'idea imprenditoriale e vuole svilupparla, niente, bisogna parlarne. E lo sport è il veicolo perfetto per queste cose. Leonardo, grazie di cuore, ti lasciamo alla partita, ci vediamo a fine partita. Salutiamo di nuovo Leonardo Paschino e farei venire un piccolo tifoso qui davanti a noi. Vieni a salutarci, vieni. Saluta gli amici a casa. Ciao. È andata meglio per Francesco Cresci, devo dire che è andata meglio. È andata meglio di Francesco. Abbiamo il piccolo di Francesco. Come ti chiami? Dillo agli amici a casa. Di cognome? Cresci. Saluta a tutti gli amici a casa. Chi ti sta seguendo? Mamma?
Aspetta che Pakura si abbassa vicino a te. Sì, ci sto seguendo. Sì. Cosa vuoi dire agli amici a casa? Una bella partita, ti piace? Sì, mi piace. Fino adesso cosa ti è piaciuto di più del gioco dei ragazzi? Beh, praticamente tutto. Tutto. Ma c'è qualcosa che possiamo migliorare secondo te? Vieni un po' qua, vieni. C'è qualcosa che possiamo migliorare? Sì, qualcosa c'è che possiamo migliorare. Magari segnare più canestri oppure difendere meglio? Anche più canestri. Sì. Ti lascio andare alla tua partita, grazie Michele. Dammi un abbraccio, vieni. C'è un altro tifoso di Senno di qua, cosa ti sei fatto? Vieni. Guarda in camera, vieni. Cosa ti sei fatto? Ho tirato il polso. Sì, come mai? Cadendo in allenamento. Quindi giocando a basket. È per una buona causa. Sì. Ci vediamo dopo. E qua io però approfitterei perché quando è vicino a me è sempre bello. Chiamo un tifoso fedelissimo, nonché mio caro amico. Tanto sei già davanti allo schermo, non ti puoi esimere. Antonio, che partita stiamo vivendo? Questo campo è unico. Unico. Finalmente stiamo vedendo la pallacanestro. Quella che conta, quella che ci piace anche, mentre qua ci piace anche che i tifosi passano, è bello, salutiamo i tifosi della Ferrini. Centriamoci un po'. Il varco è aperto per 1 minuto e basta. Salutiamo. Antonio, partita unica, campo come ci ricorda grandi emozioni ed è bello vedere partite così agguerrite dal punto di vista della gara proprio perché ci piace a noi questa combattività, vero? Certo, questa è la risposta. Scendere con pullman pieni di gente, macchine piene di gente da Sennuri per vedere questa squadra e questi ragazzi. Ci meritano tutto il supporto, tutto, ci stanno facendo vivere un sogno, in una realtà come Sennuri. Esatto, il sogno però, se posso permettermi, ce la state regalando voi tifosi, noi tifosi, ma la dirigenza, voi i giocatori anche, siamo tutti insieme, siamo un gruppo, una famiglia fantastica. Certo, la dirigenza, dobbiamo alzare le mani per la dirigenza, ci sono tutti tranne Elia che Alessio, che purtroppo non è qui, però è come se è qua in mezzo a noi, quindi speriamo bene oggi di portarla a casa e la prossima settimana andare a Sorso con più calma, respirare, però sempre agguerriti. E io ringrazio Antonio e mi collego alle sue parole per stringermi in un piccolo momento, perché ci stringiamo alla famiglia di Rita Solinas, nonché compagna di Elia, per la scomparsa dello zio, e anche alla famiglia di Stefano Puggioni per la scomparsa della nonna, quindi approfittiamo anche di questi momenti per stringerci. Antonio, grazie per aver detto quello che hai detto, grazie per le tue parole, torniamo alla partita. Ti è piaciuto? E quindi amici a casa, quasi le mie orecchie non... La prima Cos'è? voti con le patatine di Elia. Ma no ragazzi, Fra Carb 84 ha mandato le patatine di Elia. C'è anche il nostro Questo team B, il nostro team building. c'è il team building, il nostro bel team building, passa team direi io, no? Quasi, vi dico che quasi le mie orecchie respirano adesso perché c'è un momento di raro silenzio al palazzetto, in quanto è soltanto la quiete prima della tempesta, perché sta per iniziare il terzo quarto di gioco in vista di 2 spettacolari quarti che ci vedranno protagonisti in vantaggio di 4 lunghezze sinistra. In questo momento Pisano, Merella, Verlich, Cordede e Ubalek in campo contro Samoggia. In campo insieme a Salone, Madau e Graviano. Anzi, chiedo scusa, ovviamente ho sbagliato, inizio partita il numero 7 della Ferrini, Guglielmo Podda, in campo in compagnia, come detto, di Graviano, Samoggia, Salone e con la maglia numero 5 Cosimo Fancello. Lusorio Madau ha la maglia numero 23 e l'ho confuso, chiedo scusa, infatti al numero 7 che è Guglielmo Podda e quindi Graviano a superare la metà campo. Ancora proprio Podda a sfidare la difesa.
Salone si avventura al centro area, poi linea laterale calpestata, si vedeva bene anche da questa inquadratura. E quindi Pisano, palla in mano. Dopo devo raccontare una gaffa pura. Anzi, ve la dico in chat, amici, Marella sbaglia, stavo cercando il main sponsor di Ferrini tutto il tempo nella cartellonistica, l'ho trovato lì sopra, ma è al centro del campo, amici. Mamma mia, bisogna arredamenti, mamma mia, come sto, direbbe Enzo Salvi, un grande attore, no? Torniamo alla partita, sapete quanto mi piace a fare queste piccole parentesi inerenti a Twitch, che è una piattaforma libera sotto questo punto di vista, ricordiamolo. Ubalek prende il rimbalzo. Marella fino in fondo, più 8 Scendoli, 8:40 alla fine del terzo quarto. Viene fischiato fallo in attacco. Quindi Pisano, palla in mano. Cordedda, attacca in un quarto di campo, Bassino in fondo. Andrea Cordedda, giocatore che realizza più punti nei primi minuti, nei quarti. Una statistica molto curiosa, Papura. Abbiamo preso il canestro di Cordedda? Non l'abbiamo preso forse. La telecamera del però Luca Marella. La società Papura dice così. No, Papura è stato bloccato in questo momento. Non prendiamocela Luca, dai, so che ci vuoi bene, so che mi vuoi bene. Stiamo cercando di fare il possibile. Abbiamo preso il canestro di Cordedda, ma chiudete gli occhi, ve lo racconto io, è stato un canestro in avvicinamento al ferro, il classico canestro di Andrea Cordedda, quindi potete anche immaginarlo. Luca, voglio interagire con te ora che leggo il tuo nome. A Luca e Federico Tola, Luca Marella e Federico che purtroppo non è presente alla partita di oggi, convocato ma poi defezione nell'ultimo minuto. Canestro di Andrea Cordedda che ce lo possiamo immaginare a occhi chiusi, con quello strapotere, la nostra locomotiva che è andato sino in fondo, siglando altri 2 punti. Dicevo, una statistica curiosa, quella dei punti nei primi minuti dei quarti per Andrea Cordedda, una sentenza, nel mentre sentenza anche Giri Ubalek che stoppa con recupero. Vernick conduce la transizione, Pisano aggiusta i piedi, sbaglia da 3 punti, Marella ruba palla ma con le cattive. Tiro sbagliato dalla Ferrini. Franco Bollogini, esatto. 6 minuti e 36 alla fine del terzo quarto. 46 per chi è attacco, 53 per chi difende. Palla per Graviano, riceve dalla rimessa, si arresta e sbaglia. Non fortunato qua Mauro Graviano. Ubalek sbaglia, va per le terre e si rialza, niente di grave per lui per fortuna. Salone nell'angolo, Samoggia da 3 punti, primo ferro, si sono raffreddate le percentuali, per meglio dire, abbassate le percentuali, raffreddate le conclusioni. E qua c'è il fallo, ne rispondiamo in chat nel mentre.
Massimo Verlic, nostro fedelissimo, che ovviamente essendo un abbonato ha il diritto di esternare tutti quanti i suoi pareri. Gli chiediamo anche a cosa si riferiva di preciso riguardo al modo di giocare, così possiamo anche fare un'analisi tecnica e tattica sulla partita, il che mi piace molto. Rimessa per Ciri Ubalek, proprio Alessandro Verlic, riceve, fronteggia, chiama Pollice con Alessandro Verlic che sfoggia il suo numerissimo, ovvero il numero 14, fino in fondo, Verlic, forse un fallo, niente fischio, sbatte contro il muro, si rialza, Salone da 3 punti, Andrea Cordedda, gli dice di no, e poi ancora Verlic, fino in fondo, Ale Verlic, altro fallo non fischiato, clamoroso, e poi Cordedda si alza da 3 punti, primo ferro, Ubalek, bravissimo Graviano, poi arriva il fallo di Andrea Cordedda che subito se ne accusa. Qua probabile 2 falli contro Alessandro Verlic. Nel mentre vi leggiamo anche qualche tabellino, amici a casa, con gli unici 2 giocatori in doppia cifra nella partita, che sono entrambi tra le fila sennoresi, ovvero Merella e Ubalek, rispettivamente con 12-15 per la Ferrini. Per la Ferrini ne abbiamo ben 7 da Samoggia siglati in questo momento, alla pari di Salone e Pedrazzini, che è il miglior realizzatore a quota 9. Cordedda si svita, Cordedda l'errore, Salone a condurre, proprio Podda per Graviano, si arresta, sbaglia, Verlic a rimbalzo, 48-53. 4 minuti e 50 alla fine. Assolutamente comunque d'accordo su quello che dice Massimo Verlic, in quanto la partita, credimi Massimo, dal campo, che dalla tribuna si percepisce una tensione pazzesca. Difesa è un po', verrebbe da dire, run and gun, no? Prendi e tira, però è così, ce la gustiamo per com'è. No, Frattarb sì. Salutiamo Frattarb 84. La mia voce, ragazzi, c'è sempre, ma è messa a dura prova. Forse da casa si percepisce un'andatura un po' più blanda. Vorrei garantire agli amici a casa che davvero i ragazzi stanno andando abbastanza forte, magari non nei ritmi cui siamo abituati, però da casa è percepibile comunque che il ritmo sia più basso rispetto a quello che vediamo noi. Fallo contro l'arbitro Coda sotto gli occhi dell'arbitro guida. Stessa cosa che è successa l'anno scorso al quinto fallo di Ubalek, per cui mi sono molto arrabbiato, ma va bene così. A chi è stato fischiato il fallo? Fallo fischiato al numero 21 Pisano. Io direi a Luca Merella che esatto, Luca Merella che si è beccato la pubblicità, non mi sentirà adesso. Salutiamo Natalino, ecco chi è, Nat63, il padre dei gemelli, ecco qua, infatti, ciao Natalino, si inizia anche a Macomer ovviamente, il dono dell'ubiquità ancora non ce l'ho, ci lavoriamo. Situazione falli per Inovius Senior, ve la diciamo immediatamente. Mi sono visto un attimo, proprio per farvi capire la logistica di oggi, amici a casa, perché sulla poltrona è sempre facile, diciamoci la verità. Fallo in attacco, subito Andrea Cordedda, 3 minuti e 48 alla fine del terzo quarto. Federico Tola, ti voglio bene, ti voglio veramente bene Fede, io ti adoro Fede.
il nostro Federico Tolla che non è presente, ho appena dato un calcio al trepiede, si è ballato l'immagine sono io. E salutiamo ancora Federico Tolla che non è con noi, ma come se lo fosse. Quanto è forte corda, giocatore unico. Pisano! Che giocatore in simbiosi con il main sponsor della Ferrini, Alessandro Pisano, canestrissimo da campione, più 7 Sennori. Risponde! Se non sbaglio, numero 23 da Ferrini, segnando da 3. Sbaglia Cabras, Samogia controlla. Alla prima pausa vi darò anche il conto dei falli, eccola qua, subito pronta la pausa chiamata per rispondere a Fra Carb, che sarà Francesco Carboni o Francesca Carboni. Situazione falli per la Innoview Sennori, ne abbiamo 3 a testa per Merella e Verlich, 2 per Ubalek, Pugioni e Cordedda, 1 soltanto per Pisano e Cabras, proprio per rispondere a Fra Carbo 84. Sì Massi, magari è il video, anzi sicuro, però la tua analisi è assolutamente corretta, in quanto le squadre si stanno affrontando a viso aperto, quindi c'è molta tensione tra i giocatori in campo e quindi il ritmo si è abbassato per questo rispetto all'inizio. Merella, passaggio capo a capo, Pisano, il migliore in campo, ma che finta ha fatto Alessandro Pisano? L'ha mandato al bar con gli occhi. Il professore non a caso è chiamato così. Io sono innamorato di questo giocatore come di tutti quanti quelli della Novissimi. Francesca Carboni, ciao Francesca, per rispondere a te, infatti quella è la 3 per Merella e Verlich, sono quelle più complicate in questo momento, con Alberto che chiama il VAR, anzi challenge nel basket. Chiediamo lista al replay subito, come alla Dinamo quando stava per salire in Serie A, Jason Rowe aveva inchiodato Troy Bell, il primo instant replay usato alla Dinamo, mi hai sbloccato un ricordo. Esatto. Jason Rowe era salito in cielo, ma quella stoppata era purtroppo per la Dinamo fuori tempo utile. Nel 2009, esatto, faremo una... No, perché siamo saliti nel 2010. 2009-10, sì. Sembra che sto parlando da solo, ma ci sono... Piso ha segnato il libero aggiuntivo, più 4 Sennori, 2:40 alla fine del terzo quarto. Partita infinita e bellissima. Pugioni ruba palla, vola in contropiede, corre da Iana, restituisce. Che palla e che giocata, un'intesa fra ex Sant'Orsola, più 6 Sennori, 10 alla fine. Salutiamo anche Marcolino Fabba che si è abbonato, ma Pugioni è indemoniato. Fallo brutto questo di Marras. Merella, è giusto quello che dice Merella. E vabbè, ma è inutile, se ti scusi, Marras si scusa, e va bene, ma rischi di rompergli il collo così. C'ha il 2 davanti Marcolino Fabba. Ah, ok. Marcolino non è abbonato. Purtroppo non mi trovano d'accordo. Cioè non mi trova d'accordo questo fallo, nel senso che Marras si è scusato, però non basta, perché lì rischi davvero di far male all'avversario come ha fatto Samogia. Quindi mi dispiace dire questo, però è così ragazzi. E Pugioni correttissimo a non rispondere alle provocazioni. Capitan Merella che è andato a sussurrare a Marras di non fare più così, e sono sicuro che se Marras rientra in campo
prenderà tante mastate, amici a casa. Però non è bello, lo voglio ripetere, non è bello, perché un conto è giocare in campo leali, puliti, ma questi falli di Samoggia e Marras alle spalle, rischiando di fare male al collo, ragazzi, credetemi che in campo li abbiamo vissuti, sono bruttini, sono bruttissimi, sono bruttissimi. Ma infatti Stefano Pugioni è superiore a tutte queste cose e realizza 6 punti in fila. Mamma mia che cuore questo ragazzo. Classe 2005. Samoggia da 3, Samoggia sbagliato. Più 8 Senneri. 5-4-6-2. Pugioni attacca, si arresta Pisano. Ancora Pugioni. Pugioni attacca, dietro la schiena, si svita. Fuori, questa volta palla persa, si dispera Pugioni. Applaudito, bravo Stefano, nonostante la palla persa. Samoggia ribalta per Podda, torna fuori da Graviano, palla in mano. Ultimi 70 secondi in arrivo. Pedrazzini, finta Pedrazzini, che giocata, però il tiro è sbagliato. Cordedda, Pugioni da 3 punti, in transizione! È il suo tiro! Stefano Pugioni! Che giocatore! Che acquisto! Lui e Verrick, 2 giocatori pazzeschi. E torna in vantaggio sopra la doppia cifra la Innovius Senneri, 54 a 65. E Cizio, non molliamo, no, non molliamo mai. Ormai sono entrato in modalità tifoso dopo che ho visto quel fallo di Marras. Sono entrato in modalità tifoso perché, ragazzi, adesso vado qua. No, ovviamente Alberto, diciamo che ho detto che questi falli, sfida tra under, si sente anche la competizione. Io volevo dire che questi falli non sono belli, servono per fare esperienza anche a loro, però comunque falli alle spalle, già 2, perché Pugioni ha avuto già un problema prima del campionato. Puoi fare male al collo, non è bello. Cordedda ruba palla, torna da Pugioni, la tripla di Pugioni e poi Cordedda non riesce a ribadire. Ultimi 12 secondi dell'azione, più 10, anzi più 9 Senneri. Pedrazzini sbaglia, 3 secondi, Merella e il suo tiro, e il buzzer, Merella! È il suo campo! È il suo campo! È il suo campo! Ho appena detto, è il suo campo, 3 volte! Mamma mia, Enrico Merella! L'hai presa? C'è solo un capitano! Ragazzi, mamma mia, ma che giocatore abbiamo! Specialista nei buzzer beater, come l'anno scorso! Alla fine del quarto, quest'oggi ci ha deliziato. Non so se voi vi ricordate, io l'anno scorso dissi, dopo che segnò allo scadere, come 3 anni fa in promozione da metà campo, l'ha rifatto, ragazzi, l'ha rifatto. Quella volta aveva Valuzzo davanti, quest'oggi aveva Samoggia, o forse no, facciamo che ce l'aveva anche davanti. Che giocatore! E io ho urlato perché è bello così, e ringrazio gli amici da Ferrini sotto di me che hanno sorriso alla mia esclamazione, un po' da esaltato, anzi da fanatico direi. Però va bene così, ragazzi, va bene così. Diciamo che i più giovani stanno sorridendo, i signori magari e le signore un po' meno, però è anche il bello di questo sport. Anzi, se Papura può leggermente inquadrare, io vorrei ringraziare per gli abbonati, contenuto esclusivo,
vorrei ringraziare un secondino, solo uno. Ringraziare un tifoso molto gentile che mi ha ceduto il posto, anzi ci ha ceduto il posto per la diretta. Guardiamo in camera, grazie di cuore. Viva lo sport. Viva lo sport, bellissime parole, grazie mille. E questa è una bella pubblicità, diciamo, un bel messaggio perché il tifoso ci ha lasciato il posto per fare la diretta e lo volevamo ringraziare. E lui ha risposto, Alberto, viva lo sport, meglio di così. L'hai detto tu, eh? Viva la patatina, come direbbe Elia. Che tra l'altro possiamo inviare in chat. Da oggi abbiamo l'emoticon delle patatine di Elia. È iniziato il quarto. Ferrini palla mano Marella. Ragazzi, non abbiamo il replay, ma ve lo spammeremo per tutta la settimana. Ma che dico tutta la settimana? Tutto l'anno, il canestro, lo scadere del terzo quarto di Enrico Marella, pazzesco. Io dico solo una cosa, Arturo Lulu, che lo dico e lo leggo, ma ormai oggi c'ho questa simbiosi con la chat, non l'avevo vista Lulu, vabbè, che è la zia di Chico, coach Paolo, Milena Marongi, ma cosa avete sfornato? Ma che campione avete fatto? Luca, dove sei? Ti voglio sentire, Luca. Giri! Mubalek! Tripla! Più 15 per Segnoli, 9 minuti alla fine. E io direi a Luca Marella che è un fratello fantastico, Luca Martino, mamma mia, quanto gli voglio bene a Chico. Anche quando non fai tiri da metà campo, sia chiaro. 3 secondi in aria, palla persa, rottura prolungata per la Ferrini, momento favorevole per Segnoli e io vi vorrei far vedere, anzi lo possiamo fare, giriamo un attimo là. Io sono così e guardo Pappura mentre esclamo le cose e lui cerca di seguire l'immagine, io lo distraggo, è un momento unico, vi voglio bene amici a casa. Mi ha dovuto alzare il treppiede perché una tifosa è entrata in take e è scivolato vicino a me. Federico Tola avrà apprezzato questa mia esclamazione di take e scivolato da grande. Stavo esultando come un mandrillo tutta Mamma mia Lu. Questo canestro ce lo dobbiamo guardare alla vigilia di Natale. Ci siamo già visti alla vigilia di Natale l'anno scorso con il mitico Luca. 2-2 3-2 Falli? Fra 2 minuti apriremo, anzi alla prima pausa apriremo il sondaggio per gli MVP. Quindi 3 tiri pronti, amici a casa, Mubalek da 3, l'errore. La signora è entrata un'altra volta in che è scivolato. Giri, riceve palla, sotto per Marella, fallo. Subito Enrico Marella e quindi, amici a casa, sono aperte le votazioni per l'MVP. 2 candidati per squadra, anzi 3 per Segnoli, 1 per Ferrini. L'unico candidato per Ferrini è l'infinito Maurizio Pedrazzini, candidato come MVP, mentre per Segnoli io nomino Alessandro Enrico Marella e Stefano Puggioni. Questi sono i giocatori in nomination, ovviamente potete votare chi volete, non solo quelli che ho detto io, però Pappura può scrivere altro, sono Pedrazzini, Pisano, Marella e Puggioni scelti da me. Luca che scrive io e Martino votiamo Marella, adesso le immagini sono in mano mia ragazzi. Marella e Puggioni, Pappura sta scrivendo i nomi nella chat per votare, potete cliccare sul nome
sono appena diventato cameraman della partita. Che piacere, proprio come in promozione faccio il cameraman anche per queste due azioni. Tripla di Podda, Merella, palla in mano per Spano che ribalta. Sotto per Ubarek, va sotto da Spano, se la fa scippare però, e quindi Ferrini che vuole rientrare. 14 punti ballano tra le squadre qua, bravissimo Pugioni. Non devono scriverlo, possono schiacciare. Punto, fai leggero, Vai leggero col dito, va. Non so, dipende che non fai il tempo. Sì. No, perché lo sto usando mille volte. E mentre che avete sentito la mia voce fuori campo, se non riconquista un altro possesso, 7 minuti e 26 alla fine della partita, se non in vantaggio di 14 punti per essere MVP. Ha ragione, perché ovviamente deve ancora macinarne prima di essere MVP. Per adesso abbiamo un voto a testa per Pisano, Merella e Pugioni, in quanto ricordiamo che gli abbonati possono cliccare, chiunque può cliccare, anche i non abbonati, per l'MVP, ma li stanno votando già? No? Non stanno scrivendo così. Non dovete scrivere il nome in chat, amici, dovete cliccare. Bravissimi ragazzi, bravissimi. Dovete cliccare e Stefano Pugioni si alza da 3 dall'angolo e segna più 14 da 2 long più Pedrazzini per rientrare. Pedrazzini l'errore. Esatto, Pugioni tanta roba, dice Luca, ovviamente. Sono allo stremo delle mie forze. Telecronaca provante dopo un viaggio così lungo. 3 voti Pisano, 3 voti Turco. Sì, ma ricordiamo dove devono votare, perché gli amici stanno scrivendo. Perfetto. Bravi ragazzi a casa. Mentre passa sotto la nostra postazione la nostra tifosa numero 1, che salutiamo, Eleonora Del Vescovo, presente più al campo. Pedrazzini sino in fondo va a subire il fallo. Comunque c'è da dire amici della Ferrini, Pedrazzini, se non sbaglio 55 anni, dico bene. Dovrebbero essere 54. 54. Se li porta bene. Io ho ricordato prima al tifoso che si chiama Christian, che non ricordava, perché io ho detto che lo conosco dai tempi della Dinamo Sassari, in quanto mio padre lavorava con l'avvocato Milia e Maurizio Pedrazzini giocava in quella Dinamo. L'impronta è quella. L'impronta è quella e la mano è sempre quella. Potrà essere meno veloce dei tempi d'oro, però se c'ha un tiro aperto potrebbe far male alle Dove non arriva il fisico, arriva la tecnica e l'esperienza. Esatto, confermo, e lui l'esperienza paga a questi livelli in Serie C ancora. Si vede anche nella squadra del Senori i giocatori con più esperienza, però oggi vedo quel ragazzino in campo, quel Pugioni è stato veramente determinante a dare il break decisivo per prendere quelle poche lunghezze di vantaggio. Grazie mille ai tifosi della Ferrini e anche un assist per gli MVP che possono votare su Twitch. Abbiamo una novità, è un po' l'uomo poi Tascai, non so se si ricorda. Sì, esatto, per me Pugioni e Pisano se la giocano. Per te? Diciamo Ubalek, per gli altri, per la Ferrini, Graviano. Grazie ragazzi, time out in campo, grazie mille. E andiamo a prendere un altro po' di ragazzi, mi sono impappinato anch'io. Intercettazioni. Ragazzi, mamma mia, siamo stremati, guardiamo in camera. È bello anche sentire i pareri dei tifosi della Ferrini. Vi dicevo, Pedrazzini giocatore infinito, gli ho ricordato un po' quando giocava la Dinamo Sassari ai tempi, perché ha giocato con la maglia della Dinamo, sempre in verde, in una molto lontana B1 se non sbaglio, anzi era una B2. Solo grazie a mio padre questo, che
Poi andiamo a controllare se sta dicendo qualcosa giusto. Controlliamo. Puoi dire che ci puoi ubriacare. Esatto, io posso dire quello che voglio. È tutto verificabile invece a casa. C'è stata una Serie B che è durata solo 1 o 2 anni, tanto tempo fa, cioè all'inizio, se non sbaglio, negli anni 2000, adesso non ho la certezza, che poi non c'è più stata, era una B regionale, anzi scusami, nazionale, si viaggiava, però è finita lì. Poi la Dinamo è risalita in A2 e ha continuato il percorso. È bello anche avere questi momenti di Amarcord, no? Vorrei fare la sua foglia di farmi la barba. Davvero, solo di farsi la barba, ci basta anche solo quello. Torniamo al match, 5 minuti e 40 alla fine. 63 per la Ferrini, 6-3, 78, 7-8 per Senori, Ferric parla in mano. Pugioni nell'angolo, tiro sbagliato, Giri Ubalo. Appoggia la Biman. Poda sino in fondo, realizzato. Più 15 Senori e ancora lunghissima. Bravo Poda che recupera, ancora più bravo Cordeda che si può alzare da 3 punti. E nel mentre che mi giro a dire una cosa pappura, non posso distrarmi un attimo che Pugioni oggi è indemoniato. E io so già a chi andrà la prestazione di oggi. Amici a casa, concedetemelo già in anticipo. Pugioni MVP, lo decido io. Per lui, ha perso la nonna nella giornata di ieri. E quindi mi porto avanti con questa cosa perché è anche un bel momento. E saluto, oltre che salutare i miei genitori, saluto anche mia zia Laura. E noi inquadriamo il nostro Ciacciu che ci saluta lì, manda baci. Grazie Ciacciu. No ragazzi, Pugioni è già MVP anche se non l'ho votate per tanti motivi, tanti motivi. E ovviamente citazione speciale per Bonino, il nostro capo ultra che è arrivato anche sino a quella trasferta col suo magico tamburo, il nostro tamburino. Poda fuori per Salone, penetrazione Salone, tiro difficilissimo, ha rischiato di fare un gioco di prestigio. 3 minuti e 40. Altro fallo antisportivo, si attaccano i due. Storie tese tra Pedrazzini e Cordeda. Pedrazzini col ditino ad hanno giocato insieme forse tempo fa, no, credo di no, bugia. Però ditino di Pedrazzini contro Cordeda. Ero io ragazzi, scusate, è stato citato il pubblico. Quella mano che avete visto. Comunque, storie tese con Cordeda che non ha fatto una piega. Non ha fatto una piega ragazzi. È per questo che chiamiamo Andrea Cordeda l'eleganza nello sport. Come Canali Macioccu. Perché Andrea Cordeda ha un'eleganza unica, non si è scomposto minimamente. Nonostante il faccia a faccia con Pedrazzini che un po' potrebbe incutere, mamma mia l'italiano ragazzi, dovrei fare un po' di ripetizioni, potrebbe incutere un po' di paura, compostissimo il nostro Andrea Cordeda. Salutiamo suo fratello Francesco Cordeda e l'attività nostra partner Eurotech.
Antonio, c'è l'Antonio sulla manica. Facciamola vedere, ragazzi. Un saluto a Francesco Cordedda, che ovviamente è sulle nostre maglie. Eccolo lì, sulla manica di Antonio Eurotech, dei fratelli Cordedda. Minuti e 39. Io vi vorrei salutare, infatti giriamo, dai ragazzi, vi voglio salutare un attimo. Punteggio per Roberto Fiori, eccolo qua. Va bene Papu, va bene i voti, ma il MVP è già Pugio. Punteggio, eccolo qua. 65 Ferrini, 82 per la Inabil Sendori. Alberto, se mi suggerisce un termine, Andrea Cordedda, glaciale, dalla linea della carità, più 19 Sendori, massimo vantaggio nella partita. 3,5 alla fine del match. Pisano palla in mano e Cabras sino in fondo. Matteo Cabras, 2 punti. Per gli amici a casa diamo anche un po' di statistiche con Sendori, che ha scollinato il più 20. Pedrazzini, Fallaccio. I giocatori della Ferrini non sono corretti per niente ragazzi, scusatemi, però è brutto, bruttissimo. Sono 3 falli brutti in 3 quarti, non va bene però, e basta. Si vede Gianni Mosto che dice calma, basta, e ha ragione. Lo so, è difficile sotto la 20-21. Comunque, per citare qualche statistica, eccolo qua Gianni Pugioni che sta dicendo, scusate Gianni Mosto, salutiamo Gianni Pugioni. Gianni Mosto che dice all'arbitro che non vanno bene questi interventi, è vero, e Verlic arrabbiato. E Samoggia che se la prende con Verlic. Sono quelli che dovrebbero dare buon esempio. Francesca Carbo si ricorda che sarebbero quelli che dovrebbero dare buon esempio. Metti muto. Momento di alta tensione, Samoggia in piedi da una panchina che minaccia Verlic, Cordedda e Ubalek. Auguri Giuliano Samoggia, auguri. Scusate ragazzi, però non va bene. Ecco qua, che brutto gesto! Giuliano Samoggia mette le mani in faccia a un suo compagno. L'avete visto anche voi amici a casa, Giuliano Samoggia ha messo le mani in faccia a un suo compagno. Che brutto gesto! Questo andrebbe bandito da questo campionato, ragazzi. Bandito da questo campionato. Vergogna! Ha messo le mani in faccia, signora, a Podda. A Guglielmo Podda ha messo le mani in faccia. Non lo so. Ha messo le mani in faccia a Podda, signora. È suo figlio. Non va bene, però. L'abbiamo visto molto nervoso da prima. Stava minacciando Verlic. Però ai compagni no, ragazzi, salutiamo la signora.
può salutare gli amici da Ferrini se vuole. No, tanto si sente lo stesso, signore. Se vuole girare fa pure un attimo, perdiamo la foto, ma salutiamo la signora. Dopo. Salone nel mentre ricuce lo svantaggio. Pisano ribalta per Tola, penetrazione, Tola fuori, Merella da 3 punti, Merella l'errore, il rimbalzo controllato da Tola, da Spano, ho detto Tola 2 volte, ce l'ho in testa Federico oggi. Spano, chiedo scusa, concitazione qui al campo, ogni anno è molto più bello. E ancora lui! Stefano Giovi, MVP, indiscusso! 16° punto. La signora se n'è andata, volevamo salutarvela e inquadrarla, non c'è più. Polizia se ne va, pianto insieme i nostri tifosi. Sono cose che non devono succedere. Ricordiamo agli amici a casa, Giuliano Samoggia ha minacciato Alessandro Verri che poi ha messo le mani in faccia a un suo compagno. Mamma mia, che gesti brutti. Gesti che non vorremmo mai vedere. Lo chiediamo a un amico che passa, chiediamo a un amico prima di farlo passare. Questi non sono gesti che ci piacciono, no, però bella partita. Bella partita, ma gesti. Ti lasciamo andare in bagno, scusami. Punteggio che recita 90-68. Io saluto di nuovo i miei genitori e chiedo scusa a mio padre che mi starà ascoltando e anche a mia madre. Non saranno affatto contenti. Non è vero che Fabrizio deve essere non di parte, Fabrizio è di parte. Infatti, questo è il canale della palla, Shane 234, questo è il canale della pallacanestro Seniori, non è un emittente neutro, quindi io sono tifoso e posso essere di parte. Poi lavoro anche con emittenti neutri e sono anche non di parte, potete verificarlo, faccio tante telecronache. In ogni caso mio padre e mia madre non saranno affatto contenti di questa mia verve e di essermi lasciato andare. Vi voglio bene, dico ai miei genitori, accettatemi per come sono. So che mi volete bene nel mentre fallo di Madau, 1 minuto e 7 alla fine, punteggio roboante e rotondo, 90-70. E per dare anche qualche statistica del match, nel mentre mi accomodo vicino a 2 tifosi della Ferrini, posso accomodarmi un secondo per riposare le gambe vicino a voi, così interagiamo. Sono vicino ai tifosi della Ferrini, ho paura che magari dopo mi inquadrerà per leggere le cifre della partita di oggi. Cabras mentre sbaglia, partita che sta per andare in archivio. Seniori ha avuto ben 4, anzi 5 giocatori in doppia cifra, mentre la Ferrini mette il canestro della cosiddetta staffa con il numero 2, ovvero Emanuele Porrà, che segna i primi 2 punti del match. 72-90, 30 secondi alla fine, dicevo, 5 giocatori in doppia cifra per Seniori. Dopo vi diremo tutti nel dettaglio. Pugioli continua a combattere. Voglio chiedere a un tifoso della Ferrini, bella partita, peccato gli ultimi gesti, però questo clima speriamo di ritrovarlo anche nei playoff e vedere tutte le squadre in un campionato che vede anche Calasetta tra le prime. Cosa ne pensi? Penso che oggi abbiamo giocato male, non c'eravamo, 0. E questo commento dice molto. Papura mi può inquadrare? Io mi trovo qua vicino ai tifosi della Ferrini, vi saluto, grazie agli amici della Ferrini per l'ospitalità. Infatti saluto, eccoli qua, così con cui stavamo interagendo prima, grazie dell'ospitalità, bella partita, ci vediamo a Seniori. Ci vediamo a Seniori, complimenti alla vostra squadra perché date un esempio di sportività, i tifosi tifano sempre solo la loro squadra, non insultano mai gli avversari e dovremmo prendere tutti esempio dalla vostra società e si spera sempre in comportamenti belli e onesti da parte di tutti i tifosi. Grazie a voi. Grazie, meno magari dal telecronista che ogni tanto si lascia andare e si esalta, un po' meno da quello, ma dai tifosi sì. Esatto, dai, comunque l'importante è vedere sempre belle partite, che vinca sempre la sportività
e l'agonismo in campo e basta. La ringrazio, buona serata. Grazie. Prego signora. E noi andiamo. Mamma mia, Olimpia Cagliari che vince. E andiamo vicino ai nostri beniamini, eccoli qua. Punteggio finale 90-74. Grazie ancora. Ci vediamo a Sennori. Invito ufficiale per gli amici della Ferrini. E vi invito a rimanere collegati. Il mio telefono a che percentuale è? Chiedo a Papura. Non vorrei che ci abbandonasse perché vorrei fare anche un piccolo post partita. Fabrizio sei bravissimo, grazie ragazzi. Guarda la percentuale, 45%, va bene così. Andiamo, svittiamo e andiamo a fare presa diretta. Andiamo giù. No, no, fai così Papu. Vai, tira. Su. Noi lasciamo tutto qua, andiamo a fare una presa diretta in campo. Cerchiamo di darvi un bel post partita in presa diretta, proviamo a superare anche il traffico dei tifosi. Vediamo se riusciamo a superarli. Scusate ragazzi, scusate a tutti. Ciao. Salutiamo gli amici a Ferrini. Forza Ferrini! La telecamera è qua, davanti a te. Forza Ferrini sempre! Grazie ragazzi, ci vediamo a Sennori, infatti l'invito è aperto se volete, vi ospitiamo volentieri. Grazie, no, grazie mille, pubblico molto sportivo, bellissimo, grazie davvero, grazie ragazzi. E noi cerchiamo di darvi una chicca, visto che quest'oggi mancavano punteggio e sponsor, vi diamo la presa diretta in campo, anche per avere qualche dichiarazione a caldo dei giocatori. Però la prima che intercettiamo è lei, eccola qua, siamo in diretta con Marta Villani, ripresa da Papura, eccola qua, tifosissima di Sennori, cosa vuoi dire? Bellissima partita, stupendi come al solito. E noi andiamo in campo, amici. Salutiamo nel mentre Sarrizzu, chiediamo, siamo in diretta su Twitch. Ciao, buonasera. Quest'anno? Quest'anno non gioco. Volevo sapere questo. Mi sono fatto operare con l'idea di giocare. Ok. Ma onestamente mi sono un po' spaventato da un eventuale infortunio, ulteriore infortunio. Qualche ricaduta immagino, no? Ho pensato solo che non volevo saltare altri giorni di lavoro, con pastiglie, farmaci, eccetera, eccetera. Mi manca da morire una partita così, l'avrei voluta giocare non come l'ho giocata l'anno scorso, ma magari come qualche anno fa. Ci manchi in campo infatti e speriamo di rivederti presto. Mi vedrete sempre da questa parte. A presto, lo ringraziamo. Grazie a voi, grazie a voi. No, nessuno. Salutiamo così, un saluto generale a tutti. Grazie mille. Ciao. Salutiamo Sarrizzo, giocatore non più della Ferrini, ma speriamo di rivederlo. No, sono sempre della Ferrini anche se non gioco. Tesserato sempre... ma non no, non tesserato, sono sempre Ferrini a prescindere. Sei free agent. Vabbè, grazie a Dio, ho 98 anni. Grazie mille, ciao. Vogliamo prima intercettare una piccola dichiarazione? Nessun problema. Andiamo dopo con lo staff della Ferrini e andiamo subito in presa diretta con i due allenatori della Line of You Sennori. Mi voglio mettere in mezzo a voi ragazzi. Certo. Eccoci qua, partita dagli spalti, si sentiva la tensione. Vorrei iniziare da te Gabri, primo allenatore, vittoria importante, soprattutto per il morale, risposte anche dai nuovi acquisti. Sì, assolutamente, l'abbiamo preparata bene, abbiamo rispettato bene o male il piano quasi tutta la partita e nel momento in cui siamo andati giù è proprio in quel frangente in cui ci siamo un po' fatti prendere dalla foga, dal nervosismo e non abbiamo giocato come sappiamo. Poi quando abbiamo giocato di testa, sempre con la voglia di difendere, di gruppo, la partita poi è arrivata e si sono sbloccati tutti. Per dire Pugioni, i primi due quarti era molto giù, si è gasato, ne ha fatto 17 alla fine per dire.
quindi è questo, fiducia è la nostra parola d'ordine. Esatto, il carisma, la fiducia, questo è importante. Gianni, per te nuovo ruolo in una società così ambiziosa, come la vivi qui all'interno, come l'hai vissuta oggi? Benissimo, perché erano tutti tranquilli in panca, anche quando c'è stato un po' di... hanno cercato di metterla sulle botte, invece Gabriele ha cambiato i due che erano a rischio e siamo stati tranquilli tutti, però la volevano mettere sulla gazzarra perché non sopportavano, li abbiamo annichiliti giocando e quindi stavano cercando di girare la partita in un'altra maniera, che è una cosa che si fa, non voglio dire che... Beh, dall'alto della tua esperienza cestistica sai anche, ne hai viste molte, bisogna essere furbi in queste situazioni. Senz'altro, e in più hanno avuto problemi in panca loro grossi, alla fine stavano... Abbiamo visto, sì. Quindi vuol dire che non c'è tranquillità, terza che perdono, mi sembra che Calasetta abbia perso con Olimpia. Esatto, 76-90 credo mi abbia detto Papura, comunque sì, ha perso. Adesso è un bel campionato vivo, ci fa piacere, più situazioni abbiamo per confrontarci e più forti saremo alla fine. Grazie Gianni, Grazie tante volte quest'anno, sarei anche ospite come Gabriele più volte, ti lasciamo andare. Gabri, ultima dichiarazione con te, che purtroppo per gli amici a casa ieri non abbiamo fatto la puntata, la rifaremo, però davvero è bello arrivare qua magari anche con quella stanchezza psicologica, perché è quello che magari ti prepara bene al match, crederci e reagire, perché non è facile iniziare come dicevi tu e poi entrare. Quest'anno hai tanti, come dire, massi all'interno delle tue carte, quindi bello. Sì, quello che ho detto a Verlick, che era anche lui un po' giù, gli ho detto la forza di questa squadra è che abbiamo talmente tante soluzioni offensive che la forza di poterti aspettare, quindi sai anche se all'ultimo quarto, gli ultimi minuti, la squadra regge e poi la partita ti arriva prima o poi, quindi bisogna sempre andare avanti qualsiasi cosa succeda, e questo è il nostro motto. Esatto. Il mantra ovviamente carte all'interno del proprio mazzo, non massi all'interno delle proprie carte, ma ci sta, la confusione della partita, ringraziamo coach Gabriele Piras, che vedremo presto, grazie Gabriele. Grazie a te. Adesso andiamo, esatto. Per me MVP personale, ma premiamo Puggio anche per il momento che ha vissuto ieri. Però adesso andiamo a intervistare Alessandro subito. Quest'oggi presa diretta, Ale. Voglio farla così vicino a te. Siamo qui per Alessandro Pisano, autentica partitissima per lui. Il professore soprannominato da me, Carlotta era in fibrillazione quest'oggi. Tua moglie stava bene oggi, stava veramente bene a guardarti. Sei tornato indietro di 20 anni oggi. No, merito veramente della squadra che stiamo iniziando veramente a trovare la giusta chimica. Ci stiamo divertendo, allenandoci duro nonostante i tanti infortuni. Fine settimana lo stiamo mettendo in pratica. Poi, grazie al pubblico che ci segue, non possiamo fare da meno. Esatto. Parlano da solo le parole di Alessandro Pisano, che con la sua solita calma, diplomazia e la gestione in campo, è bello anche in trasferta. Passano i bambini davanti alle telecamere, bellissimo questo momento. Ale, vorrei condividere con te un bel momento, al di là della partita. Abbiamo pubblicato un post poco fa sui social ringraziando tutti gli sponsor presenti nelle nuove maglie, menzione ovviamente per 4 Mori che le ha realizzate l'azienda per cui tu lavori, no? Vuoi anche salutare e dirci 2 paroline se vuoi? Vabbè, ringraziamo tutti gli sponsor, poi ovviamente grazie anche alla collaborazione a Pallacanestro Sennoli con l'azienda in cui lavoro, stiamo facendo il nostro meglio per accontentare la Pallacanestro Sennoli, perché veramente se la merita la città, si merita la visibilità e noi proviamo a fare bella la Pallacanestro Sennoli dove possiamo. Ringraziamo Alessandro Pisano, posizioni aperte per 4 Mori, mando il curriculum. Grazie Ale. Grazie a te. Andiamo a rubare anche una parola, solo una parola in diretta. My God Giri, that's a big game. Ma parliamo in italiano, cosa in inglese? Che partita è stata? Cosa vuoi dire agli amici a casa? Tanti saluti in primis. Dobbiamo ringraziare Big Funta che ci segue ovunque e ci dà l'opportunità. Ci seguono da Praga, da Argentina. Quelle altre che ho dimenticato, già l'usate, siamo sempre noi. Esatto, ringraziamo anche Papura, ti lasciamo andare a fare la doccia. Grandi Giri. Ci vediamo. Forza Sennoli.
Saludo e Trigu. Mamma mia, come si è integrato Giri, vera anima sarda, grandissimo. Giri Ubale, che andiamo a intercettare l'MVP della partita odierna, sperando che non sia ancora, sia già in doccia, immagino di sì. Chiediamo, ci avviciniamo anche qua, perché al momento inside, vi chiediamo se ci recuperate Stefano Pugioni, che è l'MVP, il coach. Quindi ragazzi, eccoci qua, andiamo comunque di nuovo così, vieni. Piccola parentesi, il basket Null vi riposa questa giornata, vero? Sì, riposiamo. I ragazzi terribili tornano in campo quando? Settimana prossima di domenica qua a Elmas. Attenzione, qua a Elmas, vabbè dai. Qua è Tanto al sud. Cagliari comunque, esatto, sì. Molto bene, grazie Marta, adesso aspettiamo Stefano Pugioni. Vieni Papu. Mi sento un po' a Sky Sport 24 quando erano entrati in spogliatoio con Romain Sato e Sandrino lo sa, Stefanino Pugioni con noi. Eccolo qua. Per le donzelle a casa ti vedranno a mezzo busta, ma sei sempre bello Stefano. Premiato MVP dalla chat, anche da me, anzi prima da me che dalla chat. Vorrei subito esordire a chi dedichi questa vittoria. A nonna ovviamente che non c'è più, basta. E noi ci stringiamo a te davvero, tornando al campo, bella partita, intensità, sei entrata al terzo quarto con un'altra energia, si è visto, uno potrebbe dire 6 punti di struttura alla prima giornata di campionato, hai subito tanti colpi, un po' di spavento al secondo quarto, ma poi che cuore. Poi mi hanno attivato i compagni, mi hanno rincuorato perché io sono uno che si demoralizza tanto quando parte male. Raggio visivo d'azione anche quando non è in campo. Mi hanno aiutato molto gli altri, poi abbiamo giocato, abbiamo corso, ci siamo passati la palla e se giochiamo così è difficile. È difficile per gli altri. Ti lasciamo andare Stefano, ti vedo visibilmente emozionato, grazie. E noi intercettiamo anche un altro nuovo acquisto, Matteo Cabras, lo chiamiamo qui vicino a me. Ciao a te, grande prestazione, sotto le planche dura, tanti colpi, una battaglia unica, però poi usciamo vincitori. Presentati anche un po' agli amici di Sennori. Ciao a tutti, sono Matteo Cabras e quest'anno sono a Sennori. Cosa vuoi dirci? Partita intensa, che ne pensi? Super intensa, molto fisica e è sempre bello però vincere qua a casa di Ferrini. Difficile, però sempre bello. Ospiti e Matteo vi farà anche conoscere la sua storia in lungo e in largo, anche con dei quiz, e lo metteremo alla prova amici, quindi ciao Matteo, grazie. Ciao, grazie a voi, ciao. Grazie amici, per oggi davvero può bastare, posso andare a, come dire, rinfrescarmi un po'. Grazie a tutti, ricordiamo il punteggio: Sennori batte Ferrini qui a Quartu per 90 a 74, mentre Papura riceve un pallone, passa, ma fammi un passaggio, vai, questo volevo. Fede, come va la schiena? Ah ecco, Gabri Piras, vai. Come va la schiena? Come va? Inquadrami. Incredibile, guarda, abbiamo una tripla inquadratura. Papura sta inquadrando noi e noi stiamo guardando Fede Tola in diretta, mamma mia. No, siamo in ritardo. Sì, beh, è normale Gabri, è normale. E io vi saluterei così, con una palla in mano, ricordandovi che Sennori sbanca il capo della Ferrini per 90 a 74. Ciao a tutti, forza Sennori!